Variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Vorrei focalizzare con voi chi è davvero, o meglio chi era, visto che ormai la sua scomparsa pare ufficiale, Ebrahim Raisi. Voi sapete, il presidente iraniano che è rimasto a quanto pare vittima di un incidente col suo elicottero, anche se ovviamente a quei livelli la parola incidente deve portare 1000 virgolette finché non ne sapremo qualcosina in più, ma tutti i giornaloni oggi giustamente da un lato titolano e sono preoccupati per la scomparsa del presidente dell'Iran e le possibili ricadute nell'area, parlando però del presidente dell'Iran così come se fosse il presidente della Francia, il presidente della Danimarca, no? Tra l'altro l'Unione Europea ha messo a disposizione subito i suoi satelliti agli Ayatollah per aiutarli nelle ricerche, cosa lodevolissima per carità. Non sappiamo, non crediamo che abbia fatto lo stesso, per esempio, con Israele, non crediamo che abbia messo a disposizione i suoi satelliti per aiutare Israele a scovare le canaglie di Hamas, ma per fortuna Israele dal punto di vista tecnologico e militare può ampiamente provvedere in proprio. Ma al di là di questo, visto che viene appunto raccontata semplicemente la scomparsa di un capo di Stato estero tra i tanti, quasi un interlocutore illuminato sul Medio Oriente, e vorremmo ricordare che Raisi era a tutti gli effetti il capo di una cricca di tagliagole, il vertice di una orrenda dittatura teocratica e nazi-islamista, nel senso che è un regime che teorizza esplicitamente, tra le altre cose, la scomparsa dello Stato di Israele dalla carta geografica. Ebrahim Raisi era uno dei giovani rivoluzionari di Khomeini, che si segnalò da subito, no, sia per fervore religioso che per ferocia combattente, tanto che all'indomani della guerra tra Iran e Iraq venne nominato dall'Ayatollah Khomeini in persona tra i 4 componenti di un simpatico gruppo chiamato Comitato della Morte, addetto sostanzialmente a farla finita con i dissidenti politici del regime all'indomani della guerra con l'Iraq. Questo Comitato della Morte si stima fu responsabile di qualcosa come diciamo tra 8.000 e 30.000 uccisioni di oppositori degli Ayatollah a vario titolo. Tutta gente che aveva combattuto per l'Iran contro l'Iraq, tra l'altro. Ebbene, Raisi era in questo Comitato della Morte. Poi via via scalato le gerarchie dei Pasdaran fino appunto alla presidenza ed era uno dei più quotati a succedere alla guida suprema Khamenei, di cui è un fedelissimo e con cui ha in comune l'ottica ultraconservatrice. Cioè Raisi al governo ha sbaraccato anche quelle poche, vaghe, retoriche più che altro, strumentali, pseudo riforme che gli Ayatollah un po' meno conservatori avevano pure implementato. Ecco, questo è Raisi, questo era Raisi. Ovviamente, come dire, non c'è da celebrare la scomparsa di un uomo, c'è da ricordare che tipo di uomo era, cosa rappresentava politicamente. Rappresentava, tra le altre cose, l'impiccagione degli omosessuali, l'uccisione delle donne che rifiutano il velo, la carcerazione e la persecuzione dei dissidenti. Insomma, Raisi era quella roba lì, ex membro del Comitato della Morte. Non è che l'Iran sia meglio oggi, ovviamente, perché il regime va in continuità. Però, insomma, ecco, non raccontiamoci neanche che è scomparso uno statista illuminato del Medio Oriente. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio